Allora, eccoci qua. Stiamo parlando di anziani che ce ne saranno per fortuna, per carità, vuol dire che si riesce a vivere anche di più, sempre di più. Ci sono anche dei dati molto interessanti, abbiamo visto in alcune slide. Io adesso magari chiedo alla regia se le mette in onda, le tiene un pochettino, così quindi chi è interessato può anche leggerle. C'è l'invecchiamento purtroppo con persone non autosufficienti e quello invece l'invecchiamento attivo, quindi persone che si muovono, che sono autonome. Buongiorno a voi tutti, questo è il messaggio. L'allungamento della vita va bene se si ha la salute, altrimenti con una pensione da 700 euro volete dirmi come sopravviverò? Sopravvivere non è vivere, Sandra. Questo... E questo è l'altro tema, Sì. perché con pensioni in prospettiva sempre più basse, anche vivere tanto però non è. Agli anziani non chiediamo anche di lavorare, visto che non c'è neanche lavoro per i giovani. Nel meridione si parla di oltre il 40% di disoccupazione giovanile. Allora, e sono tutti due temi molto... vuoi parlare? Prego. Allora, per quanto riguarda il fatto che c'è una grande disoccupazione, ovviamente c'è anche la necessità, ma questo è un altro tema, ma sono connessi però, è connesso anche di rivedere un attimo quello che è probabilmente la legge Fornero, nel infatti, senso che noi perché se va in abbiamo... pensione a 70 anni, viva Dio, Certo. ovvio che quel posto non lo liberi. Allora, al di là che sappiamo bene che la legge Fornero è stata fatta perché eravamo nella situazione che avevamo a quel tempo sotto l'aspetto economico e che quindi è complicato da quello che, al di là che lo dicano, è complicato rimetterla in discussione totalmente. Detto questo, sicuramente bisogna fare dei ritocchi, perché sennò abbiamo un ricambio delle forze lavoro che è impossibile da sostenere, sia per i giovani e sia per gli anziani. Certo. Quindi va rivista per esempio anche tutta la partita lo diciamo sempre, dei lavori usuranti. I lavori non sono tutti uguali. È stata anche rivista, però forse non in modo sufficiente. Non in maniera sufficiente, quindi c'è da fare un'operazione sicuramente su quella partita là. Per quanto riguarda invece la salute e le pensioni, c'è la necessità che la non autosufficienza in parte diventi sia a carico del Servizio Sanitario Nazionale, perché sennò non regge. Perché oggi come oggi sta succedendo che molte famiglie si fanno carico non della parte sociale, mettiamola così, ma della parte sanitaria. Ecco, spieghiamo un attimo questo aspetto, perché adesso mi viene in mente, ci sono arrivate diverse mail, perché ne abbiamo parlato anche più volte, dove si chiedeva proprio di spiegare bene questa componente. Allora, diamo una parentesi, dopo parliamo di invecchiamento attivo. Se a livello nazionale sono stati recentemente ridefiniti quelli che vengono chiamati livelli essenziali per la sanità. Livelli essenziali significa che tutto quello che è elencato in quel provvedimento è gratuito. Qualsiasi cittadino ha diritto di avere la prestazione gratuita dal Servizio Sanitario Nazionale. A prescindere dal reddito? A prescindere dal reddito. Ci possono essere i ticket, questo sì, che ci sono e che sono anche diversi magari da regione a regione. Però la prestazione è gratuita, l'ospedale è gratuito per tutti, indipendentemente dal reddito. Poi c'è un'altra normativa che da anni noi chiediamo come sindacati, anche come sindacato di pensionati venga definita, che sono i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Definire questi livelli, quindi elencarli, significa che quando li ho elencati ho diritto ad avere, tutti abbiamo diritto di avere la prestazione in maniera gratuita. Tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali, una parte dovrebbe riguardare la non autosufficienza, quindi dovrebbe dire a un determinato livello di non autosufficienza questa prestazione è a carico dei livelli sociali o meglio sanitari ed è gratuita. Questo è il vero grande tema
che noi abbiamo anche recentemente messo in un documento unitario, SPI, FNP, WILP a livello nazionale, prima delle elezioni. Abbiamo fatto un documento, 7-8 cartelle, dove vi sono tutta una serie di proposte per costituire un fondo per la non autosufficienza e quindi aiutare chi sta peggio. Certo, sì. Quindi la prima cosa che si deve fare, e si deve fare a livello nazionale, è identificare questi livelli essenziali e prestazioni sociali e in particolare quelli che riguardano la non autosufficienza per garantire la parte sanitaria in maniera gratuita ai cittadini, Ecco, cosa che oggi non avviene. Adesso non avviene questo. Non avviene. Cioè, cosa fa? Ma quando uno fa, anche per, non so, per esempio per il discorso dell'entrata nelle case di riposo, una valutazione da parte dell'USL che certifica i cosiddetti SVAMA, no? Le schede SVAMA, se rientra, questo non è una certificazione? Allora, per quanto riguarda, è una specie di indicazione dei livelli essenziali effettivamente, che però questa scheda SVAMA permette fondamentalmente l'accesso, o la priorità meglio, nell'accesso nelle strutture residenziali. Quindi non è che, oppure determinati benefici sotto l'aspetto dell'assistenza domiciliare. Agevolazioni. Agevolazioni, contributi. Quindi permette l'accesso a un determinato punteggio. Per esempio nelle strutture residenziali interviene per una parte della retta della casa di riposo la regione, sempre che però la persona individuata abbia diritto a quella che viene chiamata impegnativa di residenzialità. Questa impegnativa di residenzialità teoricamente dovrebbe spettare a tutti in base a un determinato punteggio della scheda SVAMA. Non è così. Non è così perché dal 2010 in questa regione le impegnative di residenzialità sono nel loro numero ferme, quindi siamo ancora a una cifra che è intorno alle 25.000 impegnative di residenzialità. Questo significa che fintanto che non muore qualcuno che ha l'impegnativa di residenzialità, non si libera un po', nessuno può avere, perché i 25.000 ci sono già oggi. Quindi il primo problema, per esempio, da affrontare in regione, nel Veneto, è riaggiornare quel numero, perché non è possibile che a parità di gravità ci sia dentro una struttura qualcuno che ha il contributo dalla parte della regione e qualcun altro no. Assolutamente, questo è importante. Però dice, questa è una cosa parziale e relativa a un aspetto. Voi invece chiedete un qualcosa che sia, che vada oltre, quindi che abbracci una maggiore assistenza sociosanitaria, no? Che prescinde quindi dal discorso delle case di riposo. Allora noi facciamo tutto un ragionamento sull'invecchiamento che poi è una parte che dirà Rosanna. La parte invece che riguarda, diciamo, la presa in carico delle persone nell'attimo in cui si manifesta qualche cronicità, qualche problema, è una parte, chiamiamola così, sociale, sociosanitaria, fin tanto che è gestibile all'interno del domicilio. È la cosa migliore, è la gestione dell'anziano che ha la cronicità o che ha qualche cronicità non invalidante al domicilio. Questo significa che però vuol dire potenziare l'assistenza domiciliare, vuol dire potenziare l'assistenza domiciliare integrata, vuol dire in qualche maniera definire meglio il ruolo delle assistenti familiari e le badanti. Adesso la Regione Veneto ha fatto una legge per istituire un albo, ma l'albo ancora non c'è. Questo è un altro aspetto importante, perché quando le persone, proprio avevamo un esempio anche recentissimo, una persona che racconta, ci ha scritto una mail dicendo madre 96enne, autonoma, autosufficiente, vive per casa, ha avuto un piccolo problema, è caduta,
è diventata fragilissima, ovvio, si faceva la spesa da sola, si arrangiava, è andata in casa di riposo. Alternativa, badante a casa, quello che la madre vorrebbe perché è lucidissima, soltanto che chi consiglia, chi dice quale può essere la badante preparata, qualificata per questi anziani fragili, perché quando ci troviamo la badante che va a casa non può essere la persona XY, perché sono tutte quante persone molto hanno delle fragilità pazzesche, il solo fatto di saperla alzare, ci faceva tanti esempi dove in una struttura qualificata, se le persone sono professioniste come dovrebbero essere, sanno come fare, eccetera, ma la badante della situazione che tante volte si improvvisa così, non ci sa fare. Lo snodo fondamentale sia a livello nazionale, sia a livello regionale che locale, è quello che dicevo prima, che è la presa in carico della persona. Ci dovrebbe essere, e oggi non c'è, una regia da parte di un'istituzione. Io penso che l'istituzione, in questo caso, il punto di riferimento migliore sia l'azienda USL, sia per l'aspetto, in collaborazione ovviamente con i comuni, sia per l'aspetto sociosanitario che l'aspetto sanitario, dove fondamentalmente alla persona presa in carico gli si offre anche un ventaglio di opportunità rispetto alle patologie che ha, che può essere, ripeto, l'assistenza domiciliare, può essere l'assistente familiare, quindi bisogna però che l'assistente familiare entri nella rete dei servizi. Non può essere come è oggi, per esempio, che ognuno diventa matto ad andare a cercare l'assistente familiare con tutti i problemi, insomma, che conosciamo. Sì, a persone anche qualificate, dicevo, sì, l'albo, perché magari hanno fatto un corso di formazione, sono state seguite, quindi questo è importante. L'unica cosa che viene chiesta agli anziani è di fare del volontariato, ovviamente non retribuito. Però questo tiene attivi, no? Infatti. Questo lascia il discorso della cosa attiva. Per chiudere un po' il discorso, un altro messaggio: per aiutare i non autosufficienti bisogna rivedere le pensioni di reversibilità che vengono corrisposte anche per tantissimo tempo senza tetto massimo. Conosco chi riceve una reversibilità da 20 anni per oltre 2.500 euro ed è da sola con casa di proprietà. Oddio, questa è una pensione di reversibilità molto strana, nel senso che le pensioni di reversibilità, il loro importo è al 60% di quella che era la pensione del deceduto, ma si modifica nell'attimo in cui il reddito della persona che la percepisce è basso o alto, quindi avere una pensione di reversibilità come quella è molto alta e bisognerebbe capire il perché. Mediamente le pensioni di reversibilità non sono di quel tenore là e quindi in genere però le pensioni di reversibilità sono pensioni che sono al nord, teniamo presente questo, perché sono pensioni di persone che hanno lavorato e che hanno lasciato al proprio coniuge, che hanno lavorato, quindi hanno maturato, versato i contributi e quindi hanno dato al coniuge, in genere magari può essere anche la casalinga, non ho mai fatto che è stata a casa perché ha fatto il lavoro di casa perché il marito lavorava e quindi è anche una garanzia, insomma, di un reddito. Ripeto, questi 2.500 euro bisognerebbe indagare perché è molto strana questa cosa del 2.500. Un dirigente d'azienda con una pensione molto alta, la moglie appunto casalinga e quindi il 60%, insomma ci sono pensioni alte anche, ce ne sono, anche nell'ambito del pubblico, quindi comunque. L'ultima cosa prima di andare in pubblicità, fondo per la non autosufficienza, quindi... Noi chiediamo che venga fatta una legge nazionale che istituisca il fondo. C'è un fondo, ma fondamentalmente non è sicuro perché ogni anno può essere messo in discussione. Quindi ci vuole una legge che lo istituisca. Attualmente l'anno scorso, quest'anno, 450 milioni per la non autosufficienza che poi vengono distribuiti alle regioni. Le regioni aumentano, rimpinguano questo fondo chi più chi meno. Nella regione Veneto si arriva a 750 milioni di euro per la non autosufficienza, distribuita tra residenzialità, domiciliarità, disabilità.
quindi c'è un fondo, però non basta, perché l'invecchiamento, come abbiamo detto, della popolazione che si alza sempre di più, e le pluripatologie hanno bisogno di ulteriori provvedimenti, da una parte sanitari, quindi chiarire bene qual è l'aspetto sanitario, e quindi quello va a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e il resto bisogna chiarire bene qual è il percorso che poi individuo persona per persona per garantirgli una serena vecchiaia, ecco. Assolutamente. Tra l'altro chiedo un attimo se rimettono in onda l'ultima slide che abbiamo visto passare, perché parlava di questa PUA sostanzialmente, quindi infatti garantire a tutti i territori il punto unico di accesso, unità di valutazione multidisciplinare e la presa in carico individuale. È quello che ho detto prima, fondamentalmente ci dovrebbe essere un punto di riferimento. Però con criteri univoci. Esatto, poi c'è anche questo, che addirittura abbiamo dei criteri che teoricamente sono differenti addirittura tra regione e regione, esatto, per esempio, infatti. Ma addirittura si rischia che l'applicazione sia differente addirittura tra USL e USL, quindi abbiamo anche questo problema. Questo non è un problema di poco conto, ci è anche stato segnalato più volte. Andiamo in pubblicità, poi parliamo anche invece di quella che è l'autosufficienza, quindi l'invecchiamento attivo, come è attuato e cosa comporta.